unica per la sua bellezza, patrimonio dell'umanità. Venezia è una città sempre più fragile, in preda a un clima sempre più estremo. È un mostro quello, Il 12 novembre 2019, una tempesta senza precedenti coglie tutti di sorpresa. L'acqua ha cominciato a entrare dalle porte, ha cominciato a trasudare dai pavimenti. Mai visto una cosa del genere? Sono fenomeni che possiamo attribuire ai cambiamenti climatici? Sta di fatto che una struttura meteorologica di quel tipo alle nostre latitudini non era mai stata osservata. Per far fronte ad alluvioni sempre più disastrose, Venezia ha messo a punto un sistema di difesa unico al mondo. Il Mose è ormai pronto, aspetta solo di entrare in azione. E l'occasione si presenta il 3 ottobre 2020, quando una violenta tempesta sta per abbattersi sulla laguna. Alle 8 del mattino il faro di Punta Sabbioni è già sferzato dalle onde. Nella sala controllo del Mose, i tecnici si preparano ad affrontare un'acqua alta eccezionale di 135 centimetri, quanto basta a inondare mezza città. Si carica, ok? Malamocco, Chioggia, attivare la sequenza di caricamento. Dal mare emergono le prime paratoie, mentre una corrente impetuosa cerca di entrare in laguna. Alle 9:52 tutte le 78 paratoie poste a chiusura dei 4 imbocchi della laguna sono già completamente sollevate. Tutti gli occhi sono ora puntati sui dati che arrivano dal centro maree. Avremmo dovuto avere 120-125 centimetri. Invece, Piazza San Marco stanno passeggiando. Una roba strepitosa. Abbiamo aspettato 50 anni, ma alla fine è la prima volta nella storia che una mareggiata viene fermata in mare. In 2000 anni di storia che ha la città.